Che bello comunque quello che fa Francesca, no? Di trovare un modo per veramente per dare arte agli oggetti di uso comune. Le donne sanno sempre essere così creative, veramente, in queste cose. Ma io per una volta, lo segniamo sul calendario, faccio Sì. un po' quella dalla parte degli uomini. In realtà credo che anche gli uomini, se ci si mettono, ma proprio con un certo impegno, determinazione, anni e anni, un neurone che si è incastrato bene con quell'altro, proprio una circostanza fortuita, qualcosa di buono lo combinano anche loro e riescono a far diventare qualcosa di normale, di banale, qualcosa di unico, non credi? Per esempio? Per esempio? Per esempio, ecco, guarda Annunciato mo. da questo urlo, perché è un intruso maschile. Assolutamente, ecco, noi abbiamo anche il biciclettista in casa, guardate qua che meraviglia. Luca Contoli, Luca grandissimo. Contoli, che la bicicletta di Luca Contoli ragazzi. non gli serve per andare a fare la spesa. No, ma è bensì per fare dei tricks. Esattamente, delle evoluzioni. Dei? Trick, Trick, manovra. manovra. Delle Giannina, manovre appunto hai capito, no? con la bicicletta su base piana, sempre in equilibrio su una ruota. Cioè, quindi come si chiama la disciplina che fai tu? Si chiama Flatland BMX. Perché stai su una base appunto, cioè non fai rampe, gradini, così, ma tutte le cose folli che fai, le fai Esatto. semplicemente utilizzando te stesso, la tua bicicletta e il terreno. Esatto. Allora io voglio vedere, oltre a questa performance che ci ha fatto, io voglio vedere Sì, veramente perché io cosa non ho si capito tratta. ancora niente, ma perché sai, io fondamentalmente ho qui lo chatouche biondo e c'è una ragione. Guarda qua. Questo è un parcheggio, per esempio. Che cos'è Qui questo? siamo sotto una cupola in cui mi ospita d'inverno, d'estate, in tutte le stagioni e anche col buio perché è illuminata. A Bologna? No, è a Imola. Proprio in casa, Casa e siamo. bottega. Esatto. Tu di dove sei? Castel Bolognese. Ecco, perfetto. E adesso però mi devi spiegare da Castel Bolognese come ti viene in mente, cioè la tua mamma ti mandava a fare la spesa, tu andavi in bici, dopo un po' ti hai rotto le scatole perché era tutta dritta e quindi hai pensato bene di... È quasi giocoleria, è quasi una... In un certo qual modo sì, dai, avendo un impatto visivo molto alto verso la gente può quasi sembrare circense, però non c'entra assolutamente niente, addirittura qua ci sono campionati mondiali, quindi proprio un'altra cosa. Certo, cioè, però un po' sicuramente... sminuirlo forse. Beh Quante no, nel labrate? senso dell'acrobatica, no? Sì, esatto, è molto acrobatico. Quante della disciplina. slabrote hai tirato lì per imparare a fare quelle piroette? Un po' sì, dai, non saprei Cioè, a Rizzoli che ricordarle quando ti tutte vedono- perché ho anch'io la memoria a breve termine. Quando a Rizzoli ti vedono arrivare ti dicono bella vecchio, sei ancora qua, basta datti all'uncinetto. No, vabbè, No. sembra così, però cioè, dopo un po', essendo che è molto matematico come disciplina, la senti quando stai per tirare quella grossa, no? E quindi cerchi sempre di tirare i remi in barca. Allora, no, allora, nell'accoppiata la Barbara è quella intelligente, matematica, io Beh, no. molto meno. Cioè, per andare in BMX devi essere bravo in matematica? No, Ah, però ecco. devi incominciare ad elaborare, capire la disciplina appunto anche da un punto di vista, matematico, poi anche l'equilibrio, cioè corporeo, mentale, comunque deve essere un tutt'uno Certo. perché gli arti rispondono in base al cervello, quindi devi essere un po' tutto collegato, no? E devi rispondere al secondo, Ah sì, anche perché ti altrimenti- sbilanci in un secondo. Ma io voglio vedere di più, voglio vedere in Poi che conoscendo modo... la mia amica Barbara, che è una da sport spericolati, dopo esce lei con la BMX da qui. Vediamo, hai qualche altro video, no? Ma Qualcosa dovrebbe curiosi. esserci. Sicuramente, Flatland BMX. sicuramente sui miei canali se ne trovano parecchi. Vediamo anche cosa dei ha canali? scelto. Sì. Ho scelto un bel video di quest'estate su Aumegna, sui Aumegna, grandi laghi, sì. vicino al lago d'Orta. E qui appunto eravamo richieste 3 persone, io, un mio carissimo amico di Bergamo, Michael Piccolo,
e Willy, che è il mio speaker ufficiale. Cosa dice È stato lo un grande speaker? show. Principalmente tieni Spiegami incollato, pure. no, tieni incollato il pubblico con la sua verve. Non c'è bisogno di spiegare perché tanto la gente non capisce. Ah, no, no. Sicuramente nel momento... Brutale onestà, questa si chiama. Tanto. No, non capisce, sai perché? Perché comunque un termine inglese Certo. indotto su una questo come manovra... si non chiama? si- Questo come si Bagai? chiama in effetti? Cosa, scusa? Questo coso trick qui- che sta facendo. Questo si chiama crack perker. Hai capito? Ok, Ecco. crack perker. Adesso Però io faccio non la ha, super non ha giovane. senso forse No, io dirlo. adesso faccio la super giovane, esco di qua, torno a casa, arrivo a casa, apro la porta, dico, amore, Crackpacker. io so fare un crackpacker. Lui mi guarda, chiama un neurologo e mi fa rinchiudere da qualche parte. Esatto. Questo Sarebbe era, il anche la sua motivo, ora. questo era il motivo per cui Non veniva spiegato. E questo non che è stai meglio facendo te? spiegarle. Ma qui c'è un random di immagini veloci, appunto Certo. perché il video è stato montato e riprende un po' tutti gli attimi. Cioè, noi non ci siamo stati molto attenti, però il video partiva con una musica molto tranquilla, cupa, che non smascherava ancora tutto quanto e arrivava ad avere un'esplosione tale questa canzone qui, i miei ritmi sulla bicicletta si evolvono e quant'altro, fino ad andare a improvvisare un applauso finale nella richiesta di un volo, perché appunto questo show è nata dall'idea di una frase. La frase nella fattispecie è la bicicletta è il mezzo che più somiglia all'aeroplano perché essa riduce il contatto col suolo, ma solamente la sua umiltà non le permette di volare. E in pratica ho messo insieme questa piccola frase, Ma poesia, è trama, sì, per ideare uno show, per dare un senso che anche la gente che vede capisca appunto l'arte della bicicletta in sé. Beh, È bellissimo. alla fine di tutte queste piroette qua che si chiameranno trick e track e quello che è, ma non hai neanche un po' di nausea? Perché a me, devo dire sinceramente, un po' ne sta venendo con tutti questi giri. Sai cosa bisogna essere bravi? A limitarsi, nel senso la sera non stare fuori fino alle 4 ma magari andarsi a letto un po' prima. Se ti vai a letto prima sicuramente gli svarioni non li avrai, se ti vai a letto alle 4 mi è capitato a volte, giuro, non stavo bene neanch'io su quella bici. No, Senti, ma come hai imparato a fare tutti questi tricks? Come hai iniziato? Ma sinceramente mi sono appassionato dopo un piccolo clip di 3 minuti all'interno di un VHS, a sua volta conteneva altre mezz'orette di altri sport freestyle. Io da questi 3 minuti ho avvantaggiato la disciplina rispetto a tutti i tempi delle altre discipline e di lì mi sono un attimo illuminato, allucinato se vuoi, mi sono comprato una bicicletta, ho incominciato a provare, ho capito che la cosa era impossibile sin da subito, cioè, Ok. quindi ho dovuto veramente riversarci l'anima e il corpo perché ho avuto parecchi, cioè durante i giorni 4-5 ore andavano lì, nonostante il quanti anni lavoro. avevi quando hai iniziato a Ho sragionare, cioè a piroettare lì? Avevo 15-16 anni, Ora ne hai? 28. Ecco, ma oltre a fare questa cosa qua ti campi di qualcosa o riesci a camparti? Ma fino a una simpaticamente, è una domanda posta in maniera simpatica. Sì, ho visto infatti, senza nessun pregiudizio. Beh, per mettere diciamo- a No, suo per agio. me sinceramente, sinceramente per la mia agilità in genere dovresti prendere 4 milioni di euro a piroetta perché io sarei morta da quel po'. Però dubito che tu venga pagato così tanto, perciò... Esattamente, sarebbe meglio dare un calcio al pallone per guadagnare quei 4.000 come euro. sempre. Purtroppo la mia disciplina è povera e quindi mi diletto in show, eventi, all'interno molto grossi anche, Ski Pass che c'è tra poco. Sì, a Modena. Sono stato a Italian's Got Talent settimana scorsa. Ho lavorato per Pirelli, Unicredit, Hugo Boss, cioè di lavori
ce ne Voglio sono. sapere i bancari perché ti hanno chiesto di fare del freestyle, cioè freestylare tra i conti Perché correnti. vogliono cercare di sdoganare l'immagine che la banca è cool, penso. No? Sì, no, Questo, andiamo bene, non so se ce l'avranno fatta. No, ma sai, proprio per questo motivo, il perché, io ti rispondo, perché sostanzialmente è una disciplina a grosso impatto visivo e quindi ti tiene concentrato a guardare lei e ti dà una buona immagine, ti dà... Ecco un altro video. No, io in realtà pensavo che il bancario fosse pronto per mettersi sulla BMX e tricchettare. Qui, ecco, qui dove sei? Questo è il parcheggio della Coop. Esattamente, qui sono all'Ipercoop di Imola. Quindi tu quando vedi un parcheggio come questo, Tracchete con la sua bici, via che va. poggi un attimo la telecamerina lì. Sì, diciamo che passo anche i momenti dell'anno a far materiale, quindi questo era uno di questi momenti. Scusa, non ti ho fatto finire. Che lavoro fai quindi tu normalmente? In teoria adesso sono disoccupato. Un appello per il nostro amico Luca. Esatto. Fino a una settimana fa facevo meccanico e rivenditore di biciclette, appunto. Vabbè, ci sta, Sì, andavo a sembra- chiudere un po' il cerchio anche grazie ai corsi di BMX. Altra domanda, per fare quello che fai tu, bisogna avere i capelli lunghi, i dread? No, anzi, squilibriano. Però c'è un look, no? No, assolutamente è freestyle, quindi ognuno si concia Freestyle. nella maniera che più trovi idonea. Ci sono anche ragazze? Sì, a livello mondiale qualcheduna c'è, in Italia è molto raro. Barbara, Vai Barbara. è per te. Mi sento portatissima. No, Barbara, scusa, hai fatto Tra le 1000 due sport. sicuramente. Vabbè, tra le due, guarda, non c'è pericolo che lo faccia io, che tenti anche. Io al massimo la bicicletta posso arrivare di là dalla... la Potremmo Giannina. provare, la Potremmo Giannina. provare la Giannina. Gianni, sì. vuoi fare freestyle con la BMX? Vabbè, secondo me è arrivato il momento, siccome lui ama il rischio, è arrivato il momento per Luca di essere sottoposto alle 10 domande. Fuoco di fila. Fuoco di fila. Allora, siccome delle due la Barbara è quella buona, facciamo iniziare lei. Mi fate paura, ragazzi. Che cosa vuol dire contouring? Sai che non lo so neanche io? No, così. Pensato che dal momento che lui sfoggia tutti questi Guarda, è parole uscita la inglesi, nuvoletta, è uscita. dal momento che ha sfoggiato tutte queste parole Di inglesi, qualcosa ne di abbiamo intelligente, Homer. sfoggiata una anche noi, Contouring. riguarda il make-up, qua rimaniamo fino a notte se non l'aiuto. Sì, aiuta anche me. Ah, il make-up delle donne? Sì, Sì, no. riguarda il make-up delle donne è quella, diciamo, fase del make-up in cui si fanno i contorni del viso. Ah, ok. Deborah? Non lo sapevo. Come finisce Via col vento? Si amano, sicuro. Ecco, va Ha bene. sbagliato perché lui la molla. E lei dice domani è un altro giorno. Vabbè, di cose da donne. Red Butler, noto bastardo. Ok, abbiamo già detto che ami il rischio, quindi la cosa più rischiosa che hai fatto per una donna? Sono andata a prenderla a casa. In bici? No, in macchina. Si è presentato al babbo probabilmente. Forse Il babbo- quella, perché non mi sembra. Il babbo lo ha guardato e ha Vabbè. detto Tayat Kikavel. È vero? Beh, ti metti in Che- esposizione comunque, Certo. cioè, quindi è sempre un rischio. Essendo tu di Castel Bolognese l'hai beccato il babbo che ha detto Tayat Kikavel sa purte fuori la mia bambina. Vero? No. Mi vogliono tutti bene, Ecco, guarda mo. in genere. Gianina, attacca. La cosa... dimostragli che noi non siamo come tutti. La cosa più tenera invece che hanno fatto per te, Tayat Kikavel, No, no? forse niente. Povero. Ma non è affatto vero, qualcosa sarà No, successo. no, guarda, io su questa cosa ho la memoria buona. In genere la donna non fa tanti gesti Con eclatanti. con chi hai lavori? frequentato? Voglio dire. No, vabbè, dai, gesti carini. Un quando- ritratto. Cioè, a me il ritratto A me non piace. è Beh, un ritratto è un mai bellissimo- fatto. Hai capito, cioè. È un allora, bellissimo gesto. Addirittura io ho avuto anche la caricatura. osteria. Barbara, te? A me al massimo mi hanno Ma- caricato, Ah, vabbè. Sempre parlando di rischio, ammetti a tuo rischio e pericolo, hai mai lasciato via SMS o WhatsApp? Beh, sicuramente
c'è stato un inizio, nel senso un avvio di relazione? No, un avvio di fine. Un avvio di fine, cioè nel senso... Lo sapevo, si capiva benissimo. Ma perché mi è successo anche 1000 volte a me, ma nel senso che, sai, ti devo dire 2 parole, ti devo dire. Via WhatsApp. Ti devo parlare. Ti devo parlare, ecco lì è già la fine. Madonna, quando ti dicono ti devo parlare, che ti vengono su quei sudori freddi, dici ma no. Guarda che, cioè, io l'avrò fatto 2 volte. Ma sono già troppe, ma una è troppa. L'ho ricevuto almano 20, non 40. vorrei stare qui Non vorrei essere donna io in questo momento. Hai 28 anni, voglio dire, quante prove non voglio indagare. Andiamo avanti. L'ultimo SMS che hai mandato ad una donna cosa diceva? No, non lo posso dire. Ho commentato un bagno. Ah. Hai commentato un bagno? Sì. Cioè? Avrà detto che era un cesso, una roba del genere. No, intendo dire che c'era di ogni dentro sto bagno, no? E quindi... il bagno di un... No, il bagno di uno. Sarà usato non gli avrà mandato, no, non un SMS a lei stessa per farsi... No, quindi non poteva essere il bagno della persona. Potevi inventare No. dire Sono ti amo. confusa. Tanto non è che andavamo a... No, era un bagno lontano da casa e... Si è Perché sentito tu di convivi? commentarlo. Come? Si è sentito di commentarlo, Deborah, il bagno. E allora sì, Sì. era un messaggio simpatico, ragazzi. Ok, era un messaggio simpatico. A me perché noi siamo attempate, non facciamo Il capo d'abbigliamento di vestiario, di scarpe, eccetera, femminile che ti fa più schifo. Questo è un sondaggio che stiamo facendo in realtà per capire. Ci sta? Prova a pensarci un Guarda che giovane attimino. che ci sta. Ci È sta. solo il super giovane che ti dice ci sta. Ma Io mi sembra sento che sempre stia molto stia vecchia quando mi dicono ci sta. dilagando. Beh, è abbastanza timolese comunque come... Ci sta? Ci Sì. sta. Boh, io sentivo dire anche dagli abruzzesi. Comunque, qual è Ah, questo ok. capo? Qual è? Sbilanciati. Potrebbe essere il fiore in testa. Ah, il fiore in testa. Grandissimo! Fiore in testa, effettivamente. Grandissimo il fiore in testa. Hai mai caricato una donna sul canone della bicicletta? Sarebbe così sì, romantico. Dai, Ah. sì. Carino. Guarda che sono romanticona. No, ma io Anche se mi figurati state schedando per altro in Ma TV, figurati sono solo perché romanticone. molli le donne via WhatsApp, io non mi Non permetto. le ho Solo due mollate, volte. non le ho mollate. Vogliamo tornare su quel discorso? Ha detto ti devo parlare, tesoro, ti devo E lo parlare. farò in 140 Wendy! caratteri. 9. La cosa che ti senti dire più spesso quando ti vedono fare i tuoi numeri sulla bicicletta. Stupore, nel senso molte volte non parlano nemmeno perché rimangono così. Ah, ok, esatto, gli si smonta un po' la mascella. Effettivamente è comprensibile. And l'ultima cosa che pensi prima di andare a dormire, speriamo di svegliarci, no? No, la notte è molto consigliera per me, quindi essendo anche Sagittario forse penso molto e quindi molte idee sono nate dalla notte. Ah sì, invece che dormire pensavi alle piroette, eh? Beh, non solo nelle piroette, un po' in tutto, dai. Cioè, Come alla sono fine anziana, che le chiamo piroette. Neanche la mia nonna, buonanima, le chiamava più piroette. Trix, Deborah, Trix. Comunque, Come? Trix. E su questa, direi, E sui tricks? perla di filosofia di Luca, io farei una foto. Dai, Luca, sei tutti pronto? assieme? Sei Sì. carico? Ti porterei da Porta questa la bici parte anche assieme in alla foto. bici, ognuno Anche la porta bici. le sue Giannina, oggetti più cari. buttati amore, brava, guarda lì com'è Tu hai la agile Giannina. Luca. Tu hai mai visto un cane più agile della Giannina? Giuro no. Lo so. Cioè, anche in forma fisica così tanto. Caro. Qui stai mentendo e quindi perde di veridicità tutta la Ci tua disponiamo intervista. così. Vai. Vieni qua Luca. Ok. Grazie No, Barbara, Luca. Niente, grazie a voi ragazzi. Grazie. E allora, bravissimi Francesca Pasquali e grandissimo Luca Contoli. Prima di salutarvi vi do appuntamento a domani, ma vi voglio anticipare di cosa parlerà la puntata di Love condotta da Paola Assini. Domani è un tema molto importante e delicato, se ne parla spesso sui quotidiani, ma spesso non se ne parla con i diretti interessati, ossia i giovani. Domani Paola ci parlerà di cyberbullismo. Attenzione, non mancate, vi aspetto qui. Ciao!